È pur vero che io sono pronto a dire tranquillamente che noi siamo in lotta per il campionato puramente per caso, perché non è sbagliato dirlo e non è assurdo, voglio dire questa cosa, perché è stato fatto un lavoro sicuramente stratosferico. Dico che siamo in lotta per caso perché noi non siamo, tra virgolette, in corsa o al termine di un progetto tecnico di più anni All'inizio. in cui dici ok, abbiamo fatto un percorso, siamo arrivati dopo 2, 3, 4 anni in cui abbiamo costruito una cosa e siamo pronti per provarci. Siamo al primo anno del progetto tecnico di Conte che io spero continui, perché qua continuano le speculazioni, ogni giorno devi andare da un'altra parte a quanto pare. Alcuni diciamo amici, questa cosa non te l'ho detta, alcuni amici mi hanno detto anche che lui il motivo per la gestione delle sostituzioni e delle altre cose è per crearsi degli alibi per poi andarsene a fine anno e andarsene comunque tra virgolette da vincitore, dicendo che lui è riuscito a fare il possibile. Ma potrebbe essere vero, potrebbe sembrarmi assurdo sotto certi punti di vista. Il discorso comunque è giusto per chiudere è che comunque noi ci troviamo lì per caso, stiamo facendo il campionato che si doveva fare, cercando di entrare nelle prime 4 e casualmente, per così dire, Ci troviamo a 3 punti dall'Inter. Perfetto, perché l'Inter ha rallentato più volte, non è riuscita ad ammazzare il campionato.